A me interessa che Luca Zaia prenda tantissimi voti, la Lega prenda tantissimi voti, da martedì prossimo Alberto Stefani sia in ufficio. Poi Zaia, per quello che ha fatto di grande in questi 15 anni, può assolutamente decidere cosa fare per i veneti, in Veneto o altrove. Dal veronese il leader leghista Matteo Salvini torna sul futuro del governatore uscente Luca Zaia, a cui nelle scorse ore aveva aperto la strada per Roma, ipotizzando una sua corsa alle supplettive per sostituire Alberto Stefani in Parlamento. Ma la reazione di Zaia non è stata forse quella sperata. Discussioni di fantasia, ha fatto sapere, preferendo dedicarsi, così ha detto, alla campagna elettorale per le regionali. Pronta la replica di Salvini. Insieme decideremo cosa fare, dove fare, ci sono tante possibilità. Se vorrà rimanere 5 anni a battagliare per il Veneto in Veneto, benissimo. Fronte autonomia, con la notizia della firma nelle prossime ore delle prime 4 preintese sulle materie LEP. Il ministro Roberto Calderoli sarà per questo a Venezia, quindi in Lombardia, Piemonte e Liguria. Non è la fine di un percorso, siamo però, quello dei prossimi giorni sarà un passaggio importante, perché mai Venezia e Roma si erano incontrate per firmare dei temi assolutamente concreti e reali, fra cui la sanità. Ospite del direttore di Media Nord-Est Luigi Bacciali a Focus, il candidato presidente del centrodestra Alberto Stefani, già presidente della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo, così ha spiegato questo passaggio. Ci sarà la preintesa su protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, che è fondamentale per il mondo del lavoro e anche per il mondo del lavoro pubblico, e una forte attenzione per quanto riguarda il tema della tutela della salute con riferimento ai vincoli di spesa. Ci sarà quindi la possibilità di incidere maggiormente sui vincoli di spesa e quindi di spendere più liberamente le risorse per quanto riguarda le spese sanitarie. Un altro tassello sulla strada dell'autonomia differenziata, dice Stefani, ma per il suo sfidante del centro-sinistra Giovanni Manildo si tratta dell'ennesima operazione di propaganda. Un'ultima miracolosa preintesa attacca Manildo come se improvvisamente fosse tutto risolto. Ma davvero pensano che i veneti possano crederci ancora? Si chiede. È un Manildo che da centrocampo cerca con decisione di spostarsi nell'area avversaria, quello che intraprende l'ultima settimana di campagna elettorale. La madre di tutte le battaglie leghiste, conclude, non è che un fallimento. Il tutto nella giornata in cui Stefani lancia la sua iniziativa in materia di sicurezza, Veneto Sicuro, per contenere il fenomeno furti e baby gang, ma da Manildo un'altra frecciata sull'effettiva mancanza di fondi a disposizione per mantenere in calza tutte le promesse fatte.